Bella raga, c'è tutto il comandone veneziano, si ricomincia con... Oh madonna, con la Super Lega Mondiale, ragazzi siamo pieni di giocatori stanchi, super turnover. Sarà dura contro i Gunners 2004-2006. Non gioca Shevchenko, non gioca Kaká, non gioca Sedorf. Siamo a 5 punti dall'Ajax ragazzi, stiamo andando benissimo, una rimonta importante, l'Arsenal Leone, 33 punti. Bisogna continuare così, la Roma incredibilmente insieme al Liverpool sono ultimi. Me batte il corazón. Go visto Andriy Shevchenko. Go visto Andriy Shevchenko. Oh mamma, innamorato so. Si parte ragazzi. Con una squadra molto rimaneggiata, ma c'è Brocchi. E con Brocchi io sono più tranquillo, sono sincero. Cesar Manuel. Diventi pazzo, ma non vinci proprio un cazzo. Sono gasato, sono gasato. Inizia il campionato questa settimana, sono teso perché dobbiamo fare già i complimenti all'FC Inter per la vittoria della seconda stella. Sono ormai loro i campioni. Yondal! Bello. Un Inter iper favorita che deve solo giocare 38 partite per portare a casa la seconda stella, che è già scritta. È già nel firmamento nerazzurro per una forza bruta senza precedenti. Una delle più grandi squadre del gioco del calcio. Ma adesso dedichiamoci alla Superlega. Diavolo, vinci per noi. Yondal. Gatta 9 code, arma letale Crespo. Arma letale Crespo. Pirlo, Trilli. Yondal, Yondal, Yondal. Bruttissimo tiro, quasi inaccettabile di Yondal. Adesso scherzi a parte e scaramanzia a parte, reputo l'Inter iper favorita veramente. Cioè, come rosa e anni luce a tutte, secondo me. Forse il Napoli può un po' contrastarla, però con Rudy Garcia la squadra è rimasta qui da parte il soldato Kim, però sì, Rudy Garcia non mi dà molta fiducia, però è sempre una bella squadra. Milan e Juve le vedo indietro, le romane onestamente per lo scudetto non le vedo. Milano siamo noi, solo noi, perché l'Inter è veramente una profondità di rosa devastante, e poi i top player. C'è poco da fare, Lautaro, Barella, Di Marco. Tite Dominet, Milan. Andrea Pirla. Andrea Pirla, ragazzi. Che delusione, Pirla. Yondal, no! Yondal fa un errore colossale, era convinto di aver essere marcato, non ci voglio credere. Attenzione Erna, niente da fare. Purtroppo facciamo un po' fatica con le riserve. Questo che mi fa strano, un po' di squadrone. Con le riserve facciamo Gico, Milan. Oh, lui, cazzo fa lui? Impazzito Cesar Manuel. Attenzione ancora Thomas, Arsenal comunque siamo in difficoltà. Il gatto a 9 code. Il gatto a 9 code. Per Yondal. Thomasson. Lo scorpione bianco. Freddo come il sangue di un cobra. 10 minuti. In realtà no. Qualche minuto in più. Tanto vediamo Crespo comunque con gli assist sta deliziando la platea. Titi Dominet Milan Terum. Classico gol di Yondal. Ecco, che potrebbe essere anche una copertina, se la merita Yondal, comunque lo scorpione bianco. Buon Milan subito. Che remontata, ragazzi, che sta facendo. Attenzione. Attenzione a Titi Henry. Ma c'è Paolo Noleb. Brocchi, perché me batte il corazon. Ho visto un grande Milan, ho visto un grande Milan. Mamma, innamorato so. Sai, perché me batte il corazon. 8. Mamma mia, Titi. Voglio San Siro più pieno, però, ragazzi. C'è anche Biatti, raga, proprio la squadra era tutta a pezzi. Bisogna vincere, ragazzi, bisogna vincere tutte. L'Ajax può essere in difficoltà adesso, speriamo. Kofu, Cafu. Yondal. Rui, il Musagete.
L'ispiratore delle muse. Cafu, pendolino Cafu, 32 denti Cafu, Cafu. Crespo! Lo vinci per... E siamo qui che cantiamo con il cuore. Diavolo, vinci per noi. Ambro, Arsenio Lupin, la dà ancora 32 denti Cafu. 32 denti Cafu. La mette ancora in mezzo, ma no per Brocchi, zio Sant. Fin qua per vedere segnare cacao. Ancora Arsenio Lupin, mamma mia Ambro. Quando gioca Ambro comunque si vede Ambro gioca bene, gioca un buon calcio Ambro. Pensate che Ambro nel Milan adesso sarebbe tipo l'inamovibile, la stella. Nel nostro Milan è praticamente una riserva delle riserve. A parte magari gli ultimi anni quando abbiamo cominciato a calare come acquisti, il Milan di Berlusconi ha cominciato a calare. Però Ambro, insomma, bel giocatore, ma sicuramente non un campione nel Milan. Attenzione Brock! Ma non ci credo! Brocchi si nasce! Campioni! Si diventa di testa Brocchi! Devo mettere questa come... mi dispiace per Yondal, ma merita Brocchi la copertina. È già decisa Cafu. E Brocchi, ragazzi, che si è inventato Broccolo. Aspetta un attimo. Questa è bella. Così, però deve essere... Aspetta un attimo. La mettiamo così, ci sta troppo, ci sta secondo me. No, questo è Broccolo. Grande Broccolo, 2-0 signori. Milan sublime. Milan sublime con le riserve. Brocchi di testa signori. Hernan. Pini, Ambro Pini signori. Un Milan fantasmagorico assolutamente Shevchenko, Kakà e Sedorf li tengo al riposo oggi. Insomma, se riesco a non vincere questa che sto dominando, siamo già 2-0, veramente me ne vado. Yondal. Mamma Yon. Lui, Cesar Manuel. Hernan. Pini, vai Ambro, peccato. Siamo qui che cantiamo con il cuore, diavolo vinci per noi. Cesar Manuel Ricosta. Il musagete. Allora, togliamo proprio Ricosta e mettiamo Vikash. Doraso. Serginius. Adesso diamo un po' di riposo anche Paolo Redoro. E mettiamo Super Pippo Inzaghi. Noi? Vai. Siamo qui che cantiamo con il cuore. Diavolo vinci per noi. Vikash de Razo. Pipus. Vikash. Pippo, dai Pippo, te lo meriti il gol, vai Pippo, ti prego! Super! Pippo Inzaghi, finalmente si sveglia, alta tensione Inzaghi. Pippo mio, Pippo mio. Meritava anche la copertina, ma Fiore Brocchi, la copertina di Brocco. Mamma mia, Arsenal dilaniato, ma l'Arsenal ha messo malissimo in classifica. Siamo in rampa di lancio però, perché siamo qui che cantiamo con il core. Rebel Pires. Gilberto Silva. Parabbiati. Yap. Brocchi, scatenato Brocchi oggi. Direzzo, Vikash, Direzzo, Pini. Solo la gloria. Brocchi, questo è un bel passaggio, classico passaggio brocchiano. Sentite che mela. Ma
Largo. Pista. Arriva la capolista. Attenzione che l'Arsenal ci prova Yap, però libera bene. Trilli, campanellino. Per alta tensione non la prende. Gilberto Silva. Bosingua. Voglio Bosingua. Brocchi. Brocchi scatenato. Brocchi come lui Costa. Pini. Ottimo, grande. No. Attenzione Inzaghi, madonna che Milan oggi. Che Milan oggi, super. Super. La Dayon e Yondale sono 4. Arsenal inesistente. Arsenal finito. Un Milan sublime. Un Milan meraviglioso. Perché questo ragazzi è il Milan dei meravigliosi. Il Milan degli immortali. Arrigo Secchi. Il Milan degli invincibili. Fabio Capello. Il Milan dei meravigliosi. Carletto, Ancelotti e vola Carletto, vola. Sono gasato oggi, sono gasato. Trilli. No, Trilli. Pipus. Vai Pipus. Che cantiamo con il core. Attenzione, Yondal. Se c'era cazzo era importante oggi, però Shevchenko me ne sparava 3 oggi. Cacchio, per la capocannonieri. Vabbè, ormai è andata così. Oh, diavolo. Pipus. Cagata di Pipus. Ma recupera Doraso. Ancora per Pipus. Yondal. Pini. Grande Pini. E Pina da a Cafu. 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 Thomasson. Niente. Comunque Thomasson che giocatore, lo sappiamo. Ma stagione sublime. Bergkamp. Bergkamp è un giocatore veramente che... Cioè, come stop Bergkamp per uno dei primi della storia. La classe incredibile Bergkamp. Un giocatore strano, discontinuo. Un artista che è molto molto particolare, però. Quando era in giornata, ragazzi. Tanta roba. Yondal. Yondal. Cafu. Per Inzaghi. Inzaghi comunque la prende Inzaghi. Se torna anche Inzaghi sono dolori. Un Milan che ha praticamente 2 squadre titolari. Ambro. La mette in mezzo Ambro male, ma la mette. Ambro. Cafu. Ambro. Pipus. Pippo. Mamma mia Inzaghi. Forte e magico Milan. Brocchi. Per Pipus. Grande Pipus. Grande Pipus. Doraso Vikash. Vikash! Peccato, anche Vikash voleva partecipare ai festeggiamenti. Almunia, ragazzi, ma dai. Pipus. Yondal. Grande Pippo. Brock ha provato una cosa un po' eccessiva per le capacità psicotecniche di Brocchi, però. Bravo Sergio. Pipus per Brocchi. A Thomasson. Ambro. Ambro, bel passaggio, ma non era facile. Magico Milan. Grande Costa. Milan veramente perfetto quest'oggi. Siamo una squadra fortissimi. No. No, non voglio prendere gol, voglio il clean. Grande Abbia. Finisce qua il Milan, travolge l'Arsenal 4-0. Ritorno al titolare, si va a Dortmund, ragazzi, non facile. 8 gradi a Dortmund.
Dortmund 1-3 2002. Milan 2004 2005. Mamma mia, Milan a 3 punti, l'Ajax è in caduta libera. Dortmund 14esimo, altro turno sulla carta agevole. Roma da sola ultima. Credo sarà il gol di Brocchi, salvo un gol di rovesciata, ma sarà Brocchi a regalarci la copertina. Noi odiamo l'Hellas Verona. Schulz, Andy Moller, Andreas Moller, Lars Riken, l'uomo che ha segnato un gol in finale di Champions contro la Juve, è il primo pallone toccato, proprio il primissimo pallone. Nesta, Schulz, Riken, molto bene, vai effetto serra. Gattuso. Vai gatto, vai gatto. Crespo. A vuoto. Willy Wonka, effetto serra. Andri, niente. Ancora Sedorf. Ah, preso che la mano di riserva e mettiamo Brocchi titolare, Rosicki. L'eterno incompiuto. Gattuso. Pirlo. Il gatto a 9 code. De Sedorf. Mettila in mezzo. André! Non ci credo. Cosa mi ha preso su André? Pirlo. Ancora André. Non ci credo. Nesta. Ricky. Riccardino Cacà. Riccardino Cacà. Mamma Cacà. Close in porta. Bravo Sedorf. Crespo. Sceva. Andri. Vai Andri. Occhio. Attenzione Jan Koller. Madonna Koller, ragazzi, tecnico Koller che è altissimo. No! Vai Ricky. Ecco, il Borussia bisogna vincere, messo malissimo in classifica. Merda. Rosicki. Thomas. Bravi ragazzi, Pirlo. La grande Pirlo. Crespo. Andri. Miracolo su Andri di Kloss. Bravo Ricky. Yap. Sedorf. Stam. Pirlo. Erna Jorge. Crespo. Sedorf. Maldini. Attenzione Marzio. Amoroso. Non stiamo giocando benissimo. Stam. Sedorf. Poi Andrea. Ancora per Sedorf. Il Borussia chiude bene gli spazi. Ancora per Oyap, muraglio olandese. Ricky. Sedorf. Crespo. Bloccato Crespo.
Bravo, Yap. Andrea. Shevchenko se ne va. Mamma mia, Andri. No, fermato Andri. Era po' sbaglia, era po' sbaglia. Andri Shevchenko! Classe incredibile qua. Quanto culo ha sto Dortmund. Vai, Andrea. Niente. Cafu bravissimo. Sheva prova a girarsi in velocità. Peccato. Sedorf. Andri. Bravo Dida. Para Nelson. Para Nelson. Paolo. Cacca. Peccato. Poi andremo. Vai Cafu. Bravo Cafu per Andri. Ti prego Andri. Ti prego Andri. Ricky. Ricky. Niente, murato Ricky. Sedorf. Ah. Ricky. Ricky entra in area. Ricky ancora. Non ci credo. Bisogna vincere ragazzi. Yap. Ovunque andremo. Correremo. La fine vinceremo. Partita veramente durissima il Westfalen Stadion. Crespo, il gatto a 9 code. Per Andri. Bravo Andri. Gattuso, Pirlo. Pirlo vede Andri benissimo. Mamma che giocata rossonera. Sheva, Sheva. Niente, murato Andri. Gattuso la mette in mezzo, Ricky. Ancora Gatto. Pirlo. Ricky. Ricky niente da fare. Gattuso. Sedorf. Ricky. Ocio. Bravo Yap. Ocio. Niente da fare. Cafu. Una partita bloccatissima. Gattusino bravo. Gattusino bravo. Crespo. No, Crespo. Crespolino. Crespo recupera. Vai Hernan. Vai Hernan. Niente. Mamma mia, questo Borussia è veramente ostico, eh. Sedorf. La mette in mezzo. Shevchenko. Ancora Crespo. Per Andri. Andri. Niente. A fare dei cambi. Io a questo punto provo Ricky in attacco. Mettiamo lui. Mettiamo Pini. Mi ha convinto Pini. Pini per Gattuso. Dai. Grande Andrea. Niente. Dai Crespo. Sedorf.
Young Coller, attenzione leader, mamma mia, brutta partita. Stiamo buttando via 2 punti. Bravo gatto. Crespo la perde, Crespo la perde. Bravo Sedorf, ancora sbagliata, però. Troppi passaggi, sbagliamo Ricky, vai Ricky. Ci invola Ricky. Ci invola Ricky. No. I 2 colossi. Maldini, bravo. Sono anche a fare i cambi, Dio, ma... Non prendiamolo. Qualche cambio, però mancano un po', 6 minuti, mancano più recupero. Ambro, bravo. No! A vuoto Pini. Rui. Oddio, Rui per Ricky. Rui per Ricky. Rui per Ricky. No, Ricky, no. No, Memphis, no. Ricky, Memphis, no. Questo può essere pesante per la Superlega, sto errore. Ti prego, Andrea. Rui. Rui Costa. Niente, oggi non ne gira mezza. Grande, ti prego, Sheva. Andrea, non ci voglio credere, lasciala lunga. 2 punti persi. Vai, raga. Contro il Mar Red. Piove. Vediamo la classifica. 2 punti veramente persi contro il Borussia Dortmund. 5 punti dall'Ajax di nuovo. Vai. Questa partita durissima. Vai. Gioca Young oggi. Ricky si è mangiato un gol, raga. Speriamo non costi veramente lo scudetto. Ricky. Ricky prova un tiro difficile. Schmeichel pare in 52 tempi. Non è vero. Se la allunga, però riesce. David Beckham. Cantona. Scholes. Perché il Manchester è forte. Pippo Neville. Attenzione, Cantona. Subito Eric non ci credo. Mamma mia. Beckham. Gol. Mamma mia che culo. 2 culi clamorosi. Stiamo prendendo le bombe al Manchester. Potevamo essere già in svantaggio. Speriamo sia un segno, Clarence. Rubiamolo, dai, per una volta. Ricky. Andri. Ti prego, Andri. Rud. Attenzione a Rud. Dove va Rud? Attenzione a Rud. Mamma mia, Manchester sublime in questi primi 10 minuti. Ovunque andremo. Rud ancora solo. Only Marred. Beckham di dash forse a vuoto. Aia. Mamma mia, ci grazia ancora lo United. Ma stiamo facendo abbastanza schifetto. Sarà il calo rossonero dopo la grande rimonta? Yondal per Ricky. Ah. Bravo Cafu.
cosa ha messo Cafu? Ma cosa ha fatto Cafu? Ma che ha fatto Cafu? Guardate che missile! Boom! Schmeichel un po' dorme, ma c'è il gol del Milan immeritatissimo. Speriamo dopo i 2 punti persi col Dortmund, che meritiamo di vincere, magari portiamo a casa i 3 punti, non meritando per adesso. Grande Cafu. Sceva per Yondal, madonna che azione sublime di rossoneri qua. Yondal. Non ci credo, palo scandalosamente bello di Yondal. Perché forse ci siamo svegliati, Gattuso. Cosa aveva fatto Yondal? Andri. Gatto, gatto, gatto. Mamma mia. Piove ancora a San Sirus. Occhio, Rud. Nesta. Cafu, autore di un gol sublime. Gattuso. Ricky. Ancora Yondal, ancora Yondal. E non sbaglia 2 volte il cecchino danese. 2-0, signori. In casa siamo stratosferici. Dopo un inizio difficile abbiamo preso veramente le misure. Sheva però. Mi serve il gol del Sheva per la classifica capo. Andri. La mette in mezzo. Ricky. Ricky. E allo stadio ovunque andremo. Con la C Milan vinceremo. Gattuso. Ricky. Cafu. Sheva. Yondal. Ricky. Ancora per Sheva. Sheva fa una finta sublime. Effetto Serra. Cazzo fa Sedorf. Forza Vici. Vincere. Ricky. Grande Ricky. Super Ricky. Andri. Per Yondal. Yondal. Gattusino. Andri. Niente. Sedorf. Serve il gol di Andri però è per la capocannonieri. Questo così no però. Peccara quei 2 punti persi con l'Ordu. Mi stanno sui maroni. Buon primo tempo, dopo i primi 20 minuti una merda, però ad essere sinceri, con 2 occasioni a dir poco clamorose per l'AC Manchester di Milano. Però dopo l'AC Milan di Milano ha preso le redini con un gol che fu scandalosamente bello. Gattuso. Andri. Si gira Andri. Si gira Andri. Non ci credo. Vuole il gol Andri. Thomasson. Andri! Mamma. Niente.
Andri. Attenzione, Stam. Sheva. Bravissimo, Thomasson Sheva. Thomasson Sheva. Thomasson Sheva. Shevchenko. Non ci credo. Puoi mangiarti sti gol. Entra Giggs, esce Carol Poboschi. Se ne cantona. Se ne va di caccio. Signori, Rud Van Nistelrooy trova un gol sublime. Calma. Gol sublime di Van Gol. State attenti adesso. Thomasson Sheva. Sheva! Niente, ho lasciato tutti i costi, Andri. Male. Bravo Ricky. Andri se ne va. Andri se ne va. Andri. Ah, peccato. Da passarla, ma troppo stretto. È quasi impossibile. Thomasson. Andri. Andri. Ancora Andri. Ancora Andri. Cafu. La metti in mezzo. Pirlo. Shadow. Thomasson. Sheva. Cosa fa qua? Il roraccio di Shevchenko che non è nella sua massima forma, purtroppo. Sedorf. Yondal. 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 Bravo Ricky. Fantasmagorico Ricky. Bravo Thomas, madonna come gioca Yondal, ragazzi. È inamovibile Yondal. Ricky. Ricky! Traversa a dir poco fantasmagorica di Ricky. Andy Cole per Bruce. Ragazzi, siamo solo 2-1. Stiamo dominando, ma siamo solo 2-1. Attenti. Para Nelson. Para Errore di Nelson 2-2. Errore di Nelson. Non ci credo, stiamo buttando via tutto. Stiamo buttando via tutto. Errore di Nelson. Nelson la perde da 2-0, 2-2. L'avevo detto, se perdiamo da 2-0-2 siamo dei coglioni, meritiamo di perdere tutto. Incredibile. Ricky. Ci stiamo mangiando la Superlega, ragazzi, ufficiale. Buttato via tutto. Per un errore scandaloso di Nelson, Milan crollato emotivamente. Milan crollato emotivamente. Serginho. Ambropini. Milan crollato emotivamente. Scholes. Milan che non c'è più. Maldini, non la prendiamo più. Non la prendiamo più, ragazzi. Bravo Paolo, dai, ti prego. Cosa stiamo buttando? Milan che sul più bello si è incartato. Grande rimonta, adesso stiamo prendendo colpi. Incredibile. Sofferenza atroce, la traversa di Kakà, brutto segnale. Ma un errore di Dida senza senso. Perde la palla tipo Liz. Ambro, chi? Kakà. Andri. Sedorf, prova il Milan a fare qualcosa. Sedorf per Andri. Serginho. Sheva. Niente. Sheva non c'è. L'ho tenuto in cavolo comunque Sheva, ma oggi non c'è.
Andri però recupera bene qua. '89esimo è finita, ragazzi, è finita. Mamma mia, cosa stiamo buttando via? Era vinta, era vinta. Ricky, ultima chance, ultima chance, ultima chance, ultima chance. Non ci credo, Sheva le ha tirato addosso, ma Dio. No, non scappare! Seedorf! Ricky. Ma porco Diaz, porco Diaz! Vaffanculo, però Sheva era gol, dai, ma... Basta, è finita. Milan secondo, no, Milan quarto a 46. Crollati, sprofondati. Sprofondati purtroppo. Sarà durissimo adesso recuperare. Incredibile. Eto, Madonna, Shevchenko è crollato, si è stato detto, e Van Persie se lo merita, malissimo. Assist Lombardo, ancora prima. Con KK 4. Raga, sotto il comando veneziano, ma crollo pauroso nelle ultime 2 giornate. Ciao!